Oggi, 23 maggio 2014, inauguriamo la 19ª mostra di Arte 52. Siamo più o meno a un terzo del cammino di questo progetto che sta animando Sagrona Arrubia per quest'anno. Presentiamo una mostra dell'artista Podda, Essere Fango. Noi qui vicino troviamo un cumulo enorme di fango che ricorda quelle che sono state le alluvioni. Una mostra che parte dal Museo del Territorio ma vuole rappresentare tutto il territorio, tutti i problemi che ci sono nei territori. Noi siamo anche un museo naturalistico, quindi siamo fortemente attenti a questi problemi legati all'ambiente e sposiamo assolutamente qualsiasi progetto porti il pubblico ad una sensibilizzazione nei confronti di questi temi. La mostra però è anche un evento artistico, quindi ha anche un valore d'immagine. E in particolare questa è una delle mostre che presenta uno degli allestimenti più spettacolari, più avvincenti. È giocata su 3 sale, un tutto pieno di questa prima sala centrale, un vuoto all'interno della seconda sala e nuovamente un pieno della prima sala. In questa prima sala questa grande installazione che si definisce quasi una scultura di fango tocca all'animo perché ricorda chi ha vissuto veramente questi momenti, la drammaticità degli attimi, perché di attimi si tratta, in cui tutto cambia. E attorno a questa grande installazione le figure emblematiche della società guardano questo cumulo di fango, il sindaco, il farmacista, il carabiniere, tutte le figure simbolo sono partecipi e complici di quello che succede, perché tutti vediamo che ci sono dei disastri, che c'è qualcosa che non va, ma spesso non interveniamo. Nella sala adiacente, dove c'è il mezzo vuoto, diciamo, c'è una danza rituale, tribale, quando ancora c'era il rispetto della natura. Delle sagome girano in tondo e ancora con il rispetto della natura chiamano gli eventi naturali. Invece il primo pieno che si trova nell'altra sala rappresenta un cumulo di sacchi di cemento, causa dei disastri delle alluvioni, chiaramente in via di metafora, al quale si affiancano le notizie sui giornali, sui quotidiani, come in questa grande installazione vediamo questo video che riporta i TG dell'epoca con tutte le alluvioni. Una mostra che è dunque sì figurativa ma anche fortemente concettuale. Una mostra che sta bene nel Museo del Territorio perché il Museo del Territorio deve fare appunto anche opinione, anche arte sociale, come hanno detto i curatori. Quindi un vero grazie agli artisti e ai curatori e a voi che venite così copiosi nelle nostre mostre. Il Museo del Territorio Sagrona Arrubia e tutto il consorzio si vogliono sempre porre non tanto come un luogo fisico dove semplicemente far arrivare persone che vedono delle proposte artistiche e culturali, ma vuole porsi principalmente, l'ho fatto negli anni, come centro di promozione della cultura, un motore di idee che vuole portare confronto, dibattito nel territorio della Marmilla e oltre. Con la mostra Essere Fango di Mauro Podda si raggiunge pienamente questo obiettivo, questo importante orizzonte che ci poniamo: mettere le persone a confronto con delle idee innovative che comportano sia un confronto con se stesse che un confronto con le altre idee promosse nel territorio e negli altri territori. Non voglio entrare nel merito del tema, che è ben illustrato, ben approfondito da Giuseppe Manias nella sua presentazione artistica. Voglio dire che questo tema della catastrofe, dell'alluvione, che porta a una grande scossa, diciamo così, emotiva, mette di nuovo al centro
tanti temi, tra cui l'uomo e le sue scelte, che deve sempre confortarsi col territorio, come da sempre abbiamo fatto qua in Marmilla. Essere fango. Quando il 18 novembre del 2013 accade questa grossa tragedia, io mi ricordo ero a fare un corso di biblioteconomia. Il giorno dopo questa grossa tragedia, un po' stralunati, questo corso continuava, io dovevo andarci, e sentii un brano di una scrittrice abbastanza importante che oggi verrà riproposta al Reading, che era un brano di Sabina Massa Dolores, che parlava di questa grossa tragedia. Ne parlava dicendo: spalo con la lingua il fango. Quando l'artista Mauro Poda mi ha detto: sai, per Arte 52 vorrei fare un progetto sull'alluvione, allora abbiamo ragionato su questa cosa e è diventato un progetto. Mauro Poda, che è un grandissimo artista, quasi alcuni dicono in modo erroneo, a mio parere, quasi iperrealista, ma riesce a fare un realismo molto piacevole, molto bello. Ha fatto questo progetto sul fango, in cui il fango diventa parte interiore dell'uomo stesso. Quando noi pensiamo che in 20 ore cade tanta acqua che potrebbe cadere, che cade normalmente in Sardegna, in 6 mesi noi pensiamo che è successa una tragedia, l'uomo non c'entrava niente. Però poi quando incominciamo a pensare che i canali sono intasati, che probabilmente c'era gente che viveva negli scantinati e che probabilmente c'erano grossi problemi nelle strade e che un ponte che era stato riparato 7 mesi poi cade, allora pensiamo che forse qualche colpa umana c'è. E allora là c'è la grandezza dell'artista, quando riesce ad astrarre la tragedia che può essere nelle nostre parole, forse anche nelle mie adesso, retorica, che può essere piagnucolosa, ma lui riesce a astrarre con questo progetto che diventa allestimento, in cui una comunità, in cui c'è il bibliotecario, c'è il sindaco, c'è il carabiniere, c'è il prete, c'è il tabaccaio, che nelle didascherie appositamente viene escluso l'articolo per identificare la persona che sono fango. Cioè il fango non arriva dall'esterno, ma arriva dall'interno. Il fango, la terra, l'acqua sono serviti per fare grandi cose, sono serviti per edificare delle città. Arborea nasce dal fango e dall'acqua, però possono essere anche frutto della devastazione, ma la devastazione è voluta dall'uomo. E così Mauro Poda è grandissimo nel non fare più un bel volto, nel non fare più un'arte bella, ma voler fare permeare da un volto umano, da una comunità, la nostra anima nera, che è fango. Sei molto stanco? Sufficientemente stanco. Perché questa mostra ha richiesto un grande lavoro. Sì, grande lavoro anche fisico, c'è molta fisicità, però anche la voglia di sondare con l'arte una problematica sociale. Essere fango parla proprio di questo, di quella anima nera, la nostra anima nera, di tutti, che anche inconsapevolmente abbiamo, anche la persona migliore di questo mondo ha una parte sua nera. Tu sei il pittore degli occhi e queste tue tele praticamente si dividono in 2 parti, una parte viene completamente oscurata dal fango. Che cos'è questo fango che avanza? È appunto l'anima nera di cui parlavo prima. È quella parte di noi che non vuol vedere o che fa finta di non vedere, è quella parte di noi che si accontenta, basta che vada avanti o che comunque ci sia un obolo da mettere in tasca, a discapito di quel mancato rispetto che non c'è più di ciò che ci circonda, della natura per esempio. Cosa vogliono rappresentare queste figure che guardano con un occhio sano e un occhio, anche se vogliamo, malato dall'omertà? Queste figure sono la società che
che guarda la sua anima nera, no? L'epicentro della sua anima nera. E i visitatori che verranno a guardarli verranno osservati da questa comunità. In pratica è una comunità che guarda se stessa e spero che questo sia un momento di riflessione in questo senso. Anche nell'installazione della mostra c'è un momento in cui c'è una tribù che danza, quasi delle sagome che danzano, illuminate da una luce che si rivolge verso l'altro. Cosa rappresentano? È una danza tribale, di quando gli uomini avevano paura e quindi un grande rispetto verso tutto ciò che non comprendevano, quindi la natura attraverso i tuoni, le grandi manifestazioni di pioggia o quant'altro. Questa paura, questo rispetto della natura viene meno oggi e io lo ricordo a terra, se osserverete in questa scultura di legno ci sono tutti i riferimenti, date e luoghi tristemente famosi proprio riferiti all'alluvione in Sardegna, proprio perché è venuto meno questo rispetto. Assolutamente sì, la grande installazione, la terza, che poi riguarda di questi sacchi di cemento appesi che sembrano avere una leggerezza in un certo senso in contrapposizione alla pesantezza che hanno creato, cioè tutte queste strutture nei letti dei fiumi. Anche questa è una... Sì, ha detto bene, con troppa leggerezza non affrontiamo problematiche prima di realizzare un progetto, però con questa leggerezza questi sacchi di cemento come sono stati usati perché sono stati svuotati, quindi sono stati vuoti, sono stati colmati con questo cemento, anche laddove era meglio non farlo, proprio nel mancato rispetto di cui dicevo prima, e questo ha creato danni. Infatti intorno a questi sacchi di cemento volano le notizie giornalistiche riferite proprio all'alluvione in Sardegna. A fianco di questa installazione c'è anche un ottimo video di Marco Serra che con un grande ritmo racconta le tue opere, entrando nei particolari e facendoli sembrare quella che è l'alluvione. È da tanto che collabori con lui. Sì, oramai sono diversi anni che collaboro con lui con grande piacere ed è un onore averlo come amico e come collaboratore nei miei lavori. E ha fatto, confermo, un ottimo lavoro anche in questo video. Bene, io spero che questa mostra possa avere successo e ti ringrazio veramente a nome di tutto il personale del Sagorona Arrubia per essere stato qui. Sono io che sono onorato di essere qua e ringrazio voi. Grazie.